del 2% degli ordinativi nazionali, invece una crescita anche in questo caso di quelli esteri del 15,6%. E sulle prospettive economiche, soprattutto del consumo, dei consumi in Italia, si è concentrato oggi il forum di Confcommercio. C'era per noi Silva Menetto. Buongiorno Silva. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. La ripresa qui è stato detto a Venezia è a portata di mano, ma bisognerà aspettare fino alla fine del 2012 perché il tasso di consumi pro capite torni almeno ai livelli del pre-crisi. Comunque si parla di indici pari a quelli del 2000, vale a dire che avremmo fatto un passo indietro almeno di 10 anni. A spiegarlo è stato Paolo Galimberti, il presidente dei giovani di Confcommercio, che appunto è a Venezia e ha presentato lo studio della Confederazione in occasione del forum, come dicevate da studio. Tra le manovre fondamentali individuate per uscire dalla crisi, Confcommercio lancia un programma per sostenere il settore italiano dei servizi fino al 2015. Torna anche alla carica sulla detassazione dei redditi da lavoro dipendente, non più in vista della 13ª, ma nell'immediato detassando una mensilità e consentendo così ai lavoratori di poter contare almeno per un mese su 300-400 euro. Grazie a Silva Menetto. Adesso parliamo di infrastrutture.